Tanto ringrazio Giorgio Di Logo per aver invitato Daniela Nova a essere presente qui oggi e soprattutto per il lavoro che sta svolgendo. Io vorrei ritornare un attimo a quello che stamattina mi ha colpito di più. Certo, sono stati tutti interventi di alto livello, sicuramente molto tecnici, non ultimo quello fatto da Bustiani, però vorrei tornare un attimino sul piano politico, a discutere un po' di questo problema sul piano strettamente politico, che è quello che comunque ci ha portato, penso qua, la maggior parte di noi qua. Perché diciamo che possibilità e soluzioni se ne possono trovare quante se ne vogliono, ma se noi continuiamo, io stamattina sentivo come, quando, perché, io mi sono chiesta per chi? Per chi dobbiamo produrre tutta questa energia in più? Cioè a chi serve tutta questa energia in più? Allora, siamo di nuovo pronti a subire, così come è stato per le basi militari, per tutto ciò che ci è stato calato dal colonialismo italiano, ancora una volta anche questo aspetto qua. Abbiamo risposte politiche da dare immediate invece, non solo tecniche. Vanno bene, ripeto, tutte le possibili soluzioni che alleggeriscano in qualche modo, ma quello che c'è già. Cioè noi non possiamo permettere che ancora una volta sulla nostra pelle si arrivi a decidere e a prendere, a farci subire. Io non voglio subire, io non mi voglio sentire depressa, non voglio sentire, mi dispiace per Andrea, per chi in questo momento si sente quasi impotente. Io non mi sento impotente, io voglio ancora lottare per queste cose qua. Voglio che questi momenti, che spero che si ripetano anche per altre tematiche, che ci sono impellenti, possono essere quelle che sono aggreganti nelle lotte immediate. Cioè bisogna reagire, ma reagire immediatamente. Chi più degli amministratori ha la possibilità, quelli che comunque o come sindaci o come amministratori anche all'opposizione possono creare coscienza nei loro territori. Io non lo posso fare marginalmente, perché comunque posso andare a una manifestazione, posso andare a fare sostegno, ma chi realmente può creare coscienza sono quegli amministratori che sono stati delegati, quindi evidentemente hanno un seguito da parte della loro cittadinanza, di chi li ha votati. E questo è già un primo passo. Quando Maurizio dice abbiamo mandato decine di mail, di PEC in regione, non rispondono, figurati, per me sono porta aperta, ci ho lavorato 40 anni in regione e mai come ora avevo visto tanto niente, proprio veramente il niente totale. Allora questa gente va presa in un altro modo, va presa con la protesta diretta, non più con una PEC che solleciti qualcosa. Cioè queste cose che tu oggi ci hai raccontato, delle PEC, che ci hai raccontato del non aver fatfatto niente come giunta, se non quelle piccole pagliacciate che poi sono pronte a rimettere immediatamente nelle casette. Queste sono le cose che noi dobbiamo portare in piazza. Dobbiamo tornare allo scontro, che ci piaccia o no. Io vorrei vivere in pace, a 65 anni avrei voglia di vivere in pace, anche dopo tutte le mie vicende personali di salute, ma non posso, perché non posso ancora arrendermi, non mi voglio arrendere, perché abbiamo questi giovani, e non solo questi giovani, abbiamo questi giovani sono sardinianisti, sono dei ragazzi che oggi non ci sono casualmente perché purtroppo c'è stato un altro problema, quindi sarebbero stati qua. Questi sono, chiamiamoli anarchici, no? In modo leggero, detto così, ma non sono in realtà gli anarchici dell'immaginario collettivo. Sono dei ragazzi concreti che hanno fatto un'analisi spiattata su quello che c'era già a livello energetico, su quello che si presume ci sarà, e stamattina io ho sentito, non mi ricordo, mi dispiace, forse non la vedo più qui, qualcuno dire, ho saputo avanti ieri o ieri, era una delle relatrici di stamattina, che sta per
futuro. Come diceva Maurizio poco fa, noi siamo ormai ANTA, ora è il momento loro. Il momento loro è questo e noi dobbiamo sostenerli. Penso che su questo possiamo essere d'accordo tutti, non certo con lotte no, che vadano oltre certi limiti di cui tante persone hanno paura, ma diciamo che la parola non ha mai ucciso nessuno, la presenza nelle piazze come atto civico non ha mai ucciso nessuno, non ha mai fatto male a nessuno, e penso che sia un dovere nostro di chi ha deciso di fare politica continuare a farla però, come diceva Stefano poco fa, con la presenza, con l'azione. Cioè, per parole siamo stanchi, sia noi, ma figuriamoci quando possono essere stanchi questi ragazzi. Grazie.